Signor Sindaco, signor Presidente del Consiglio, signori assessori, signori consiglieri. La Presidenza nazionale dell'Associazione del Fante, mio tramite, ringrazia questo spettabile alto consesso cittadino per l'attenzione posta al 34esimo raduno nazionale dell'Associazione di previsto svolgimento dal 23 al 27 maggio prossimo venturo. Come ho avuto occasione di dire, il raduno nella città della Vittoria rappresenta per noi lo scioglimento di un voto fatto il 2 novembre 1968 dal presidente nazionale dell'associazione a Re di Puglia, davanti ai gloriosi 100.000 caduti, tra cui voglio ricordare Alberto Riva Villasanta, medaglia d'oro a soli 19 anni, e visto che abbiamo parlato di donne, Margherita Kaiser Parodi, infermiera volontaria della Croce Rossa, morta a soli 22 anni. Con questo raduno l'associazione intende simbolicamente portare a Vittorio Veneto, che rappresentava per i combattenti la terra promessa, i 359.312 fanti caduti prima della conclusione del conflitto. Il programma di massima di questo nostro raduno prevede che il 23 maggio, vigilia della festa della fanteria, 2 delegazioni si rechino ai sacrari del Monte Grappia di Re di Puglia per rendere gli onori ai caduti che lì sono sepolti. Da Cimagrappa poi, al termine della cerimonia, un gruppo di fanti partirà per il cosiddetto pellegrinaggio, che ricordando le orme degli eroi muoverà per Vittorio Veneto percorrendo la dorsale del Monte Valdaroa, l'Alta Via degli Eroi, per poi scendere ad Alano di Piave e di qui, costeggiando il fiume sacro, toccare Nervesa della Battaglia. Il giorno 24, festa dell'Arma di Fanteria, questo gruppo di fanti partito dal Grappa toccherà anche il cimitero austro-ungarico di Quero, il cimitero francese di Pederoba, l'isola dei morti a Moriago, il cimitero britannico di Giavera e quindi il sacrario di Nervesa. Presso ogni luogo simbolo verrà deposto un omaggio floreale. Alle 20:30 sul piazzale del sacrario di Nervesa il coro Valcavasia darà vita allo spettacolo dal titolo «Non prendete dal passato le ceneri, ma il fuoco». A Vittorio Veneto invece alle ore 18 sarà tenuta una conferenza in biblioteca sulla figura del deputato del collegio elettorale vittoriese Brandolino Brandolini D'Adda, unico parlamentare italiano che esonerato dal servizio militare partì volontario ed è morto in guerra. Il 25 maggio il pellegrinaggio partito dal Monte Grappa farà il suo ingresso a Vittorio Veneto. Alle ore 20:30 dal centro storico di Serravalle prenderà via una camminata di tipo teatrale che giungerà sino a Piazza del Popolo e durante questa camminata sono previste soste con brevi ma significative rappresentazioni sceniche seguendo un testo predisposto dalla scrittrice Norma Follina che ne curerà anche la regia. Questo gruppo di attori di strada si fermerà davanti ai palazzi e alle località più significative riferite alla Prima Guerra Mondiale. Il giorno 26 presso l'Aula Civica, grazie alla squisita sensibilità di questo Consiglio Comunale, avrà luogo la consegna delle cittadinanze onorarie alle unità di fanteria in vita e che meritarono alle bandiere la medaglia d'oro al valor militare. L'Associazione del Fante, mio tramite, è riconoscente al Consiglio. Alle ore 10, al termine della seduta del Consiglio Comunale, da Piazza Giovanni Paolo muoveranno delle delegazioni per i sacrari di Nervesa della Battaglia e di Fagarè, dove anche lì saranno deposte corone per i caduti. Alle 15:30, con l'alzabandiera solenne in Piazza del Popolo, avverrà l'apertura ufficiale del raduno. Al termine, verosimilmente verso le ore 16, sui gradini del municipio,
Sua Eminenza Reverendissima Monsignor Pizziolo celebrerà la Santa Messa al campo in memoria dei caduti. Alle 17 inaugurazione e benedizione da parte sempre di Sua Eminenza Monsignor Pizziolo della struttura commemorativa realizzata per ricordare i nostri caduti che sono anche i nostri eroi. E su questa struttura commemorativa mi riservo di tornare fra un po'. Alle 20:30 la serata si chiuderà con un concerto al Teatro da Ponte, concerto fatto con musiche militari e letture di lettere dal fronte. Il giorno 27 maggio sarà la data clou della manifestazione. Tra le ore 7 e le 9 avrà luogo a Serravalle l'ammassamento dei radunisti, della formazione militare e dei simboli regionali e delle città decorate di medaglia d'oro al valor militare invitate a partecipare. A questo proposito preciso che l'associazione ha invitato le regioni e le città che hanno dato nome alle nostre brigate di fanteria. Per noi era un obbligo invitarle. Vedremo quanti parteciperanno, considerato che per farlo le comunità dovranno sostenere anche delle risorse che non sempre sono disponibili. Lo sfilamento partirà al termine dei discorsi di saluto muovendo da Piazza Foro Boario e per via Cavour e Viale della Vittoria sino a via Rismondo. Per questa via raggiungerà la via Divisione Nannetti, la piazza Medaglie d'Oro, dove davanti alla struttura commemorativa terminerà lo sfilamento. Al termine dello sfilamento il sindaco di Vittorio Veneto e il presidente provinciale dell'Associazione del Fante davanti alle autorità passeranno la bandiera dei raduni al sindaco di Bergamo, che ospiterà nel 2020 il 35° raduno nazionale. Di seguito avrà luogo la Maina Bandiera solenne che sancirà la conclusione del raduno, che è prevista tra le 13 e le 13:30. Mi consenta ancora, signor Sindaco, di dire poche parole che hanno alcuni riflessi sul raduno nazionale. Intendo chiarire alcuni aspetti connessi con la struttura commemorativa, che in molti hanno inteso come monumento. No, si tratta di una struttura commemorativa che non è stata realizzata in ferro Ruzzini, ma in acciaio Corten, la cui caratteristica è proprio quella del colore simile alla ruggine, che è invece una patina naturale e conservativa, come molti professionisti qui presenti potranno confermare. Dispiace constatare come tanti intellettuali e opinionisti non siano stati in grado di comprendere la differenza tra un monumento che risponde anche a canoni estetici a una struttura commemorativa che deve solo avere un valore simbolico. Perché l'acciaio Corten? Perché il suo colore richiama il colore della terra impastata dal sangue dei nostri caduti. Le 116 canne che rappresentano le 116 brigate di fanteria hanno altezza variabile in relazione alle perdite subite. Non poggiano su alcun basamento, ma spuntano dalla terra dentro la quale i nostri soldati hanno vissuto e sono balzati all'assalto quando le circostanze lo hanno richiesto. La punta di queste canne è spezzata, come è stata spezzata la loro vita. Ritengo normale che le cose possano piacere o non piacere, ma usare certa terminologia offensiva alla memoria dei nostri caduti non deve essere concesso a nessuno. Le strutture che ricordano i nostri caduti debbono essere considerate come veri e propri monumenti funebri, come quelli realizzati nelle aree cimiteriali. L'Italia ha avuto centinaia e centinaia di migliaia di caduti cui la morte ha tolto, oltre la vita, anche un nome. E per loro non c'è un luogo dove deporre un fiore. Per loro resta solo il ricordo, la memoria. Nella libertà individuale di apprezzare o meno una struttura
Si lascia a noi la soddisfazione di aver cura dei nostri caduti, senza vilipenderli per aver fatto il dovere che gli era stato chiesto. Quello che ho ritenuto e ritengo non degno è l'averla valutata, aver valutato la struttura, riporto tra virgolette, come non gradita, rispetto al precedente impiego dello stesso spazio pubblico. È stato come uccidere una seconda volta quei 359.312 caduti, che noi invece intendiamo ricordare. Concludendo, vorrei partecipare a questo alto consesso che l'associazione ha designato una signora vittoriese quale madrina della struttura. Si tratta della signora Lidia Talin Indaros, figlia del compianto professore Enrico Talin, preside del liceo, tenente di fanteria decorato al valor militare, vice sindaco di Vittorio Veneto e primo presidente nazionale dei Cavalieri di Vittorio Veneto. E prima di lasciare questo consesso mi permetta ancora, a nome della famiglia di Salvador Guerrino, di lasciarle, signor Sindaco, perché arricchisca la dotazione del nostro museo, questa velina dell'agenzia di guerra Stefani, datata 1 novembre 1918, che riguarda le operazioni sull'altipiano di Asiago e la pianura friulana. Particolare interessante è la parte in cui è scritto che la seconda divisione di cavalleria ha liberato Meduna di Livenza. Ed è importante per noi perché la seconda divisione di cavalleria era partita da Sant'Andrea. Signor Sindaco, io ho terminato, ma sono pronto a rispondere a qualsiasi chiarimento volesse